Allora, siamo riusciti ad entrare in questo posto, ma vedo che è tutto chiuso. Vediamo se riusciamo a trovare, capirai, è tutto murato, se riusciamo a entrare un attimo, a trovare un'entrata dall'altra parte. E capirai che c'è pure gente. Forse no. Forse. Qui cosa c'è? Ho capito. Ma io come faccio ad entrare di qua? Vediamo un po'. Allora, la situazione è questa. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno, ma non mi azzardo a saltare perché prima di tutto c'è Atena. Secondo, se mi beccano sono cavoli amari e non voglio. E terzo, va bene così. Vedete? È una fabbrica con roba d'ufficio. Io guardate dove sono arrampicata. E Atena dov'è? Atena? Quindi qualcuno c'è già stato. Vorrei sapere dove è sceso. Ah! Ecco. Però io non mi arrischio. Sono entrata da qui e sulla strada di Sant'Anna di Oristano. Ciao ciao. Atena! Ti rompo se fai schifezze. Il video sono scesa. Mamma mia, mamma mia. Vi faccio vedere tutta la struttura. C'è una centrale del latte. Qui si è formato uno stagno. Qui c'è un po' di roba. Qui ci sono dei guardiani, adesso mi strillano, io faccio la faccina dolce. Abbiamo scoperto che in questo capannone lavoravano il riso raccolto. E il locale è sotto sequestro. Vediamo se riusciamo. Sì, capirai, cazzo, ce ne frega. Non si parla così, ma non si dicono le parolacce. Comunque, lavoravano il riso e il locale è sotto sequestro. Dicevo, il locale è sotto sequestro perché non so se c'è stato un fallimento per i parava, e praticamente ci si lavorava il riso raccolto, però i nuovi proprietari, cioè
era sotto sequestro, ma i nuovi proprietari non si sa chi sia. Hanno cercato di venderlo ma chiedono troppo e quindi rimane così, però è una bella struttura anche solida, insomma. Comunque sopra c'erano gli uffici e quindi tutta quella roba che abbiamo visto probabilmente e degli uffici che c'erano sopra e sotto c'era la lavorazione. Vedete che qui passavano probabilmente dei carrelli e anche qui e poi hanno trasferito tutti i mobili giù e così via. Questo è quanto, anche questa è fatta. Alla prossima.